Io so Gabriel, so nascita e pascita in Germania, in una città minore in Westfalia che si narra Unna. E poi ho vivido e lavorato in Hamburgo per 35 anni. Tengo due figli, uno maschio di 30 anni e una femmina di 28 anni. Una de esas preguntas me preguntan así spesso come te sei arrivata in Sardegna? Ed io ho parlato in aereo. Eh, in ogni caso, no, su una storia lunga. La prima volta che andò intendo questa Sardegna, quando ho imparato l'italiano, nel 2016, tenivo un maestro sardo che non ha sempre contato cose della Sardegna, ha fatto vedere video di canto a tenore, cose gai. E poi nel 2010 sono arrivata in Sardegna per la prima volta con i figli miei per una chida e via, si poetto, Castello. E mi piace meta e gai a po' nato, ma devo che già conoscere fin da su resto della Sardegna. E gai sono venuto gai 11 anni in vacanze, ho girato meda, insomma, per conoscere tutto, mi fa sempre più piacere di vedere tutte le cose belle, i paesaggi, le l'archeologia, la gente, ho conosciuto mera gente fino in giro. Perché uno sta già diventato amico e amica, sa. Dai, sono venuto 11 anni e a un certo punto a posti di un'escursione a Tiscale mi spennero in conca l'idea di mi tramutare in Sardegna. Questo pensamento non mi ha lasciato più. Ho pensato come fare, era un po' difficile, che stavo lavorando. Alla fine è successo che i figli miei mi hanno fatto un dono espantoso, meda, e con questo nasce l'idea di andare in pensione, e questo l'ho fatto nel 2023. A Pustis di andare in pensione, a due schide a Pustis mi sono già tramutata a Innocche, vi sono in cui Innocche. Durante questi anni in cui ho girato l'isola, ho visto cose belle, meras, tutte queste cose che devono abbaidare i turisti. Sa cosa, sa sorprendere mannas dell'isola come Barrumini, Oroppu, Tiscali. Ho visto fin da queste fertas mannas dell'isola che le fabbriche lasciate in questi anni, le terre ruias, le minas, le sulcis. Queste cose che mi hanno fatto un arenego umano che sono proprio fertas in s'isola e nessuno che rischiare di queste cose, ma nessuno. E sono cose che non devono essere, che sono fertas in questa isola che hanno lasciato a fusti questa industrializzazione che non che rischiare di queste cose, ma nessuno. Sono
velenos e findas in su mare, in sas bases militares e tutte cussas cosas che nessuno chiede di scrivere, ma vi sono. Però tutte cussas cosas malas che appo bido non han muddadu su sentiru de su coro meu, su coro cheriat bennere incue, fiant tantas cosas bellas. Unu de cussas cosas est sa limba sarda che mi piaghet meda. L'apo intendiu annos medas a como che ne cumprendere nudda, cando apo dezisu de mi tramudare, a Innoche apo natu. Sa prima cosa che depes faghere est imparare sa limma de su popolu sardu, chene custa non si podet bivere in unu logu. Gai apo cominzadu a faghere su primu cursu in 2018 in Nuvolo, cun sa maistra Maria Antonietta Pia. Fiat unu cursu pro principiantes, però s'unica principiante fia deo, ca totus is atteros fiant sardus o sardas. Issa nos at faeddadu 2 oras in sardu de sa politica linguistica, interessante meda, ma apo compresu pagu e nudda. Poi sa cosa bella fiat che nos an intregadu sos libbros de sa LSC, gai apo potidu studiare in Amburgu cun sos libbros e gai apo fattu, studiende sa grammatica, su vocabularius e totu cussas cosas isperimentales che an fattu. E apo leghidu libbros medas in sardu, però sa cosa difficile fiat ca non bi fiat nemmus nisciunu con chie faeddare. Custa cosa est successo como ebbia ca su cun sa gente sarda che faeddant su sardu con mie e deo con issos. Gai s'impara a sa fine faeddende, iscortende sa gente che faeddat. Ed eo so dizosa meda de aere imparadu sa limma, ca est una limma bella bella meda. A dolu mannu est in perigulu de iscumparrere, ca b'at zente meda chi non la faeddant e non lu cheren faeddare. E poi apo tentu sa sorte bona de faghere cursus in linea, ca durante sa pandemia bi fiant cursus medas de zente de totue de sa Sardigna, e gai apo fattu cursus con zente de sa Sulcis, de sa Barbaggia, de Bannari e unu pagu de totue apo pigadu unu pagu sos limbaggios de sos logos diversos de sa Sardigna. Pro custu so finzas misturende unu pagu sas paraulas, a bortas sto impreande paraulas de su campidanu e de su non d'isco, intendisco de atteros logos, de Nuroresu e como so pigande finzas sas paraulas de sa baronia de su Tiniscolesu. Comunque s'urtimu cursu che apo fattu fiat unu cursu in Oche, in s'Unione de sos Comunes de Monte Arvu, cun s'ufficio linguisticu de sa iscola. De custu cursu est essidu una trumma bella manna de amigos amigas ammanziosas de sa poesia e de sa limba sarda.
Abbiamo fatto una trumma che si narra pinnetti interi. E pinnetti interi, l'era su numene da una poesia di zio Anthony Cubeddu. Chi vuol schiatto leggere su un verso? Ed è questo il libriteddu che abbiamo fatto noi, de sa gara de sas grazias de San Nicoladu del 2024. Abbiamo trascritto sa gara che hanno fatto con Giuseppe Porcu, Diego Porcu e Dino Sibitti. Vos leggo unu versu de questo sonetto che vos podet spiegare poete pinnetti interi. Si deschire di zosu sese, cussa data precisa, giusta e giara, pinnetti interi, lettore prepara, attaccuino segnala, si crese. Questa trumma de pinnetti interi è una cosa espantosa, manna. Ca faghimmus pro sa poesia e pro sa cultura de sa poesia improvvisada e poesia a tavolino. Iscrimus finzas poesias e cussu est una cosa che mi spanta da sempre, che sa gente de su logu si ponet a isterre una poesia gai, un'ottava, uno sonetto gai. Deo non isco faghere. Quando mi ponzo a scrivere, ponzo fino a 3 ore a scrivere. Este unu pagu matanosa pro me, però bi pro a voltas. No, abbiamo fatto per esempio una cosa, siamo andati a Sospizio prima di Natale e abbiamo letto poesias pro sos mannus, sos anzianos che vi sono. Oppure un'altra cosa che abbiamo fatto stesso sa primavera in baronia abbiamo adottato unu portone e abbiamo isteridu comente una gara con su palcu con una figura de zio Antoni Cuccu. Sa cosa bella galana in questa manifestazione abbiamo dato questo libriteddu a sa gente interessata in sa poesia. Girende s'isola apo finza spiccadu sa passione pro sa tessitura e apo visitadu pariza tessidoras in logos diversos, in Mogoro, in Bosa, in Aggius, in Armungia. Gai apo bidu cussas cosas galanas meras che s'an faghende sas tessidoras, meras diversas tra issas. Apo deciso di cominciare a tessere unu pagu in Germania, ho pigatu unu telaggio a iscola minore di 30 centimetros, apo cominciato a fare le cosas faciles con su tempus apo imparadu unu pagu de cosas gai e goi e apo finzas fattu unu cursu, su primu cursu cun un'amiga mea, tessidora in Bosa, con su tellaggiu a Mesa, cun Petten Rizzu, duas annos a Pustisi finzas cun su tellaggiu sardu tradizionale, orizzontale. Apo sidu a faghere cussas cosas cun su piccolo, con su tellaggiu minore como apo finzas tentu sa sorte de conoschere una tessidora
in cure, in scuola, che mi hanno imparato a tessere con su telaggio verticale, con su le nule, e con questo ho fatto fin da questo disegno so, de nule che sono ispantosa a meda. E fin da come sto facendo un corso in occhi in bidda. Tanto sa cosa questa poesia e de su questa tessitura paren de cosas che sono non intrada nuda con s'attera, però pro mie sun intrizzadas questas cosas e fin da su cantu, sa limma, sa poesia, sa tessitura son tottus intrizzadas. Cando fia faghendu sos viaggios mios in Sardigna, tenia sempre unu telardo cussu minore con mie e appo fatto in una maniera che appo narrado istorias tessende, gai unu disegno tenede una referenza a un luogo particolare o una acontecida che rapido in questo tempo. Gai, fin da scrivere poesia è una maniera di tessere, si tesse verso, no? Gai, est unu tutt'uno pro mie, fin da sas atteras cosas che so facende, per esempio su canto, so cantende in un coro in cui cantemus in sardu, cantos de sa tradizione sarda, de sa tradizione popolare, che è stato una cosa che mi fa stare bene. Prima di tramudare in Sardegna, apo tentu su disìgiu de faghere carchi cosa fin da sa prossa soziedade sarda. Gai, cando fia innocche mi so iscritta a un assozio che si narat Assemblea Nazionale Sarda, ANS, che est un assozio culturale, apartitico, democratico e plurale, che si tenet sa punna di praghigare, a fortigare sa presidenza nazionale de sarda. Con cust'assozio semus faghende cosas bellas meras. Pro esempiu, approntamus sa festa de sa die de sa Sardigna in Casteddu, toccando finzas in Tattari, e un atteru festival bella meda in Aristanesi, che si narat Faulas. Faulas est unu festival che portat sos logos comunes a supra de sa Sardigna e sos sardus. Custa è pro mie est una cosa importante meda, finzas pro sa limba semus faghende cosas ispantosas pro a fortigare sa limba in donzi logu, in donzi contestu. Est una cosa che mi sta proprio a cuore. A concluso, cherzo torrare gratias a s'Unione de sos Comunes de Monte Arvu, in particolare a Angelo Canu e Mauro Piredda, che an dapidu s'idea pro custu documentariu. So cuntenta meda di aere podidu partecipare e a sa fine depo cherzo torrare gratias finas a totus is maistras e maistros che mi an imparadu su sardu in sos annus. Pro su benidore auguro che sos sardus e i sardus
sardas s'abizzant de cusorgiu mannu che tenet in sa limba issoro, che una die sa limba sarda at essere sa limba ufficiale de una Sardigna libera.